Io dico che una maggiore attenzione allo spazio pubblico, soprattutto un parco per bambini, dovrebbe essere una priorità. Mi chiedo se ci sono parchetti di serie A e parchetti di serie B o Z, ecco. I bambini non ce ne sono quasi più ormai, perché in queste condizioni non si può. Petizioni, lettere, maldegrado rimane. 2 residenti di via Boccia del 24 a Catena hanno deciso di chiamare Rete Veneta per denunciare lo stato in cui versa da tempo il parco giochi lungo la strada. Il problema maggiore sono gli atti di vandalismo, appunto nelle ore notturne, soprattutto nei periodi estivi, cui gruppi di ragazzi non ben identificati si appropriano di questo spazio pubblico, rovinandolo, facendo schiamazzi notturni fino a tarda ora, impedendo alle persone di riposare. La mattina ci troviamo di fronte a questo spettacolo di immondizie, ovunque, vetri rotti, bottiglie, fazzoletti, pacchetti di sigarette. Quando ci sono i cestini da usufruire non capisco questi ragazzi perché devono spargere le loro immondizie, insomma, ovunque. E qualche volta si va oltre, con atti vandalici sulle auto in sosta e piccoli furti. Al sindaco e alla polizia municipale i residenti chiedono maggiore sorveglianza, possibilmente anche con l'installazione di una telecamera, maggiore pulizia e il ripristino dei giochi per i più piccoli. Come al solito, dopo l'ennesima volta che le altalene sono state ripristinate, di nuovo, adesso mi sono accorta che mancano di nuovo le viti. Di conseguenza non è assolutamente affidabile per un bambino giocare in questa altalena, non si può. Un bambino sale e potrebbe anche farsi male, insomma.